Sono Luca Veneziano. Sabato 29 settembre a Pesaro si è svolta la finale del Festival internazionale Reginetta della Canzone. È stata una serata ricca di emozioni che ha visto trionfare le talentuose reginette associate all'associazione Titanus. Era la 50ª edizione. Qui a fianco abbiamo l'ideatore storico, originale del Festival internazionale Reginetta della Canzone, Giancarlo Conte, e vorrei che tu raccontassi proprio come è nato questo festival. Dunque, avendo notato i grandi concorsi che ci sono stati in Italia, a iniziare con Castelcarro, e vedevano che poi nascevano come funghi questi concorsi voci nuove, e c'era sia uomini che donne, insomma, nei concorsi. Per poter distanziarmi da queste, ho voluto fare un festival in rosa, basando tutto sulle cantanti, dove ci sia l'avvenenza, il talento e l'eleganza, unire queste tre cose per avere la cosiddetta reginetta della canzone, in senso anche di bellezza, perché è importante che oggi, specialmente con la televisione, ci sia la voce, d'accordo, ma se non sono telegeniche, se sono qualcosa tipo Mariah Carey, sono tutte cantanti che hanno anche una certa presenza, non vanno avanti. La Pausini è una bella ragazza, la Giorgia è una bella ragazza, tutte quante sono e quindi mantenere questo stile. È iniziato a Viareggio in occasione del Carnevale del 1957, dove eravamo io e Pippo Baudo che organizzavamo questa manifestazione. Poi dopo, nel seguito, dunque da lì poi è uscita anche Mina, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Caterina Caselli, Lara Sempolo, Rosanna Fratello, Ada Mori, e più che ne altri non ne mette, perché sono tutte cantanti che rimangono ancora come icone nel campo della musica leggera. E questo per me è una soddisfazione, poter avere uno come te, dove io ho ceduto volentieri questa idea della reginetta della canzone, per la più bella cantante italiana, praticamente Luca è la Miss Italia della canzone, questo per dire. Sono d'accordo. Poi tra le altre cose è stata una manifestazione presentata proprio da grandi nomi, anche da grandi presentatori, sì, giusto? Da Pippo Baudo, Corrado, Mai Buongiorno, Daniele Piombi, Lucio Flauto, che è scomparso ma era un presentatore di una simpatia unica. Lucio Flauto è stato l'unica cosa che mi dispiace di non aver fatto presentare questa manifestazione a Lopez, che per me sarebbe l'ideale, perché Lopez oltretutto come presentatore è anche imitatore, quindi una volta è stata presentata anche da Alighiero Noschese. Anche da Alighiero Noschese. Sì, che ogni cantante che veniva da una provincia, per esempio da una regione come le Marche o come l'Emilia Romagna o come la Campania, lui la presentava con la stessa cadenza del dialetto locale. Parleremo con Lopez per vedere se potrà essere interessato a presentare la manifestazione che quest'anno ho avuto l'onore di presentare io, dopo che Giancarlo ha ceduto per l'appunto l'organizzazione a noi, e noi siamo stati molto bene, ci siamo divertiti tantissimo, e quindi l'eleganza, la bellezza anche quest'anno è stata premiata. Certo. Io dal più profondo del mio cuore, insieme a Giancarlo Conte, ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato a questa 50ª edizione, che è stata di successo. Tu hai detto hanno collaborato, non dimentichiamo che una mano dei cantanti che sono stati eccezionali era con Paolo Rubinati. Ecco, giustamente ringraziamo anche Paola, tutti quelli che hanno collaborato, tutte le nostre associate che sono le reginette, poi che si sono esibite, che hanno cantato durante tutta la manifestazione fino alla finale di sabato 29 settembre a Pesaro, dove si è laureata reginetta della canzone 2007 Alberta Saccani. Grazie di cuore veramente a tutti.